Si comincia con la prima battuta affidata al Cottini Stefano Gomme. I padroni di casa sono chiamati a riprendersi dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa del Tormarancio, neopromossa in Serie A, ma che è sembrata proprio del tutto che impreparata. Sono 6 punti dopo 2 giornate per la squadra dello Sport City, mentre il Cottini ha fatto proprio un passo indietro rispetto alla buona vittoria contro lo Steaua. Qui è la Roma ad andare alla prima conclusione un po' debole, la accompagna fuori con gli occhi Galassi. Allora si comincia ad impostare con abbondanza, cambio di gioco poi verso Urbani, la mette giù bene il numero 90, torna da D'Ambrosio e quindi ancora Urbani, rientra sul destro lui che è mancino e poi va ad appoggiare all'indietro su D'Ambrosio, prova a tagliare il campo, recupera tutto, però la Roma che prova a farsi vedere con il sinistro del suo numero 16 Rossini, doppietta per lui la scorsa settimana, deve subito intervenire Galassi, calcio d'angolo quindi per i giallorossi, pronto a batterlo il capitano Seferi con il sinistro, a rientrare proprio verso Rossini che la rimette dentro. È arrivato però il fischio dell'arbitro, il pallone aveva varcato la linea di fondo, era andata in rete la Roma Green Club, a gioco fermo però perché era arrivato già il fischio del direttore di gara, quindi può ripartire il Cottini da dietro impostando, hanno visto però le streghe in panchina quelli di Staibano, quindi D'Ambrosio. Pallone giocato in avanti per il numero 11 della formazione di casa che si ferma, alla fine viene fischiato fallo, era ovviamente Aquino, quindi D'Ambrosio sbaglia tutto, recupera Rossini che prova a far correre il numero 9 della Roma, il rimpallo però non lo premia, rimessa dal fondo per il Cottini, non è riuscito Daniele Lavagnini a farsi vedere in avanti, quindi Galassi, sempre D'Ambrosio, palla sul destro, si guarda intorno il numero 63, va poi a trovare Urbani, quindi Simone Anselmi porta palla il numero 44, palla gioca in avanti proprio per Aquino che prova a girarsi, ferma tutto, però la Roma recupera ancora Urbani che va a giocarla dentro con il numero 6 Riccardo Della Ciana, e quindi abbondanza, ancora Aquino, scambia con Della Ciana, Aquino con il sinistro, 1-0 Cottini. Si ritrova quindi sotto dopo circa 3 minuti di gioco la Roma Green Club e quindi Seferi prova a farsi vedere proprio il capitano dei giallorossi, recupera tutto però lì in mezzo abbondanza, rimessa laterale poi per il Cottini, pronto a battere Urbani, partita bene la squadra di Filoso, qui sponda di Aquino per l'inserimento esterno di Marco Gonnella, pallone ora però in possesso della Roma, Pauliello allarga sulla sinistra, chiede palla a Seferi, spera che torna proprio a Pauliello che la gioca per Macri, ancora Macri, scambia la Roma che cerca ora il varco giusto, quindi Pauliello, Conti in avanti per Seferi, buono il numero del giocatore giallorosso, il tiro dalla distanza provato ancora da Rossini, calcio d'angolo, sta provando a farsi vedere in avanti il numero 16, ma la battuta corta la Roma con Seferi che serve Andrea Macri, di vicino c'è ancora il numero 7, fa tutto da solo Macri, pareggia subito la Roma 1-1 al quinto minuto.
Grande bestia. Adesso quindi tutto da rifare per il Cottini. Urbani. Cambio di gioco su D'Ambrosio, si fa vedere abbondanza, viene invece servito Anselmi che va a lungo verso Aquino, recupera però la Roma, proprio l'autore dell'1-1, gestire il pallone Andrea Macri, allarga sulla sinistra, poi si torna all'indietro dal numero 6 Pauliello, ancora gestione da dietro per i giallorossi che giocano con la solita maglia stagionale a bande nere e grigie, maglia nata proprio dall'affiliazione tra il Circolo Green Club e la Roma GSA, quella che l'anno scorso era la Roma GSA Calcio 8. Quindi Opara, Conti, Andrea Macri va a cercare la sponda di Rossini che riesce, quindi ancora Andrea Macri, pallone impostato sulla sinistra, cross dentro, deve allontanare Anselmi, Pauliello di testa prova a rigiocarla in avanti, la mette giù Macri che viene anticipato, poi però esce Pauliello che va però a commettere calcio di punizione, va a commettere fallo, scusate, quindi calcio di punizione. Abbondanza, D'Ambrosio, Anselmi allarga per Urbani, pallone che arriva invece al numero 25 la formazione del Cottini, quindi Della Ciana, provato a gestirla ancora Gonnella, batte invece Urbani questo fallo laterale verso Anselmi, viene chiamato con i piedi Galassi, buona la risposta del numero 1, quindi Abbondanza, Aquino sempre a prendere palla tra le linee, il numero 11 molto pericoloso, perde però qui palla, la recupera subito Anselmi che va addirittura con il destro a cercare dentro Aquino, tutto da solo, la doppietta del numero 11, torna in vantaggio il Cottini 2-1. Qui ingenuità, possiamo dire difensiva da parte della squadra di Villani, non sarà sicuramente contento mister Ferretti, lasciato ancora colpevolmente solo Aquino, da lì non perdona il numero 11, quindi Andrea Macri che prova subito a pareggiare andando in avanti verso Seferi, addirittura con il petto Galassi, poi pallone allargato per D'Ambrosio, partita giocata tutta ad un fiato in questi primi 8 minuti, abbiamo visto già 3 gol, tante occasioni, entrambe le squadre hanno chiaramente voglia di far bene, di vincere e di riscattare la settimana passata che non è stata sicuramente positiva. Qui D'Ambrosio chiede palla proprio a Aquino, si va invece per Anselmi, il numero 44 questa volta a servire il numero 11 che si fa sempre trovare tra le linee, buono il pallone allargato per D'Ambrosio, il cross allontanato, ma Aquino riesce sempre a creare superiorità numerica. Allora Pauliello, Opara impegnato forse per la prima volta dall'inizio del match, quindi la conclusione di Gonnella con il sinistro, difficile coordinarsi arrivando in corsa e squilibrato con il corpo, non è riuscito infatti a trovare la porta, quindi Andrea Macri scambia con Seferi, ancora il numero 10, riesce a filtrare su Della Ciana, non riesce però a saltare Gonnella che commette fallo però secondo il direttore di gara, quindi a battere proprio Macri per Seferi, palla sul mancino, la finta del numero 7 che riesce ad incunearsi, ancora Seferi al limite, viene murato, quindi Urbani prova a tenerla in campo, il numero 90 è pressato da Conti, alla fine Urbani deve
regalare palla agli avversari, ma solo per un momento. Qui Gonnella fa sfilare, buono però la protezione con il corpo di Pauliello. Arriva anche il fischio del direttore di gara. Gonnella è andato a commettere fallo, quindi subito Macri a ripartire. Ancora il numero 10 che prova a spostarsela sulla destra, a servire proprio Seferi. Scambiano i due, quindi ancora Macri vicino alla bandierina del calcio d'angolo, rientra molto bene sul mancino, questa volta non trova però lo specchio della porta, era sulla traiettoria Galassi, sarà rimessa dal fondo. Ora Urbani a confrontarsi con il direttore di gara mentre prosegue il gioco qui della Ciana, anticipato proprio da Macri, prova quindi a gestirla la squadra ospite, la mette giù Conti, affrontato da Gonnella, torna quindi all'indietro il numero 2, poi la gioca in mezzo per Seferi che si trova praticamente in qualsiasi parte del campo. D'Ambrosio si fa anticipare proprio da Macri, con le mani quindi il numero 63 verso Aquino che scambia con Della Ciana, poi Abbondanza recupera tutto però il numero 9 Lavagnini, pallone però ancora in possesso del Cottini. Quando arriva il fischio del direttore di gara, ha dovuto qui commettere fallo Anselmi ammonito quando siamo arrivati all'11° di gioco. Ricordiamo il parziale di 2-1 per il Cottinista Ebano Gomme, era riuscito prontamente a pareggiare i conti Andrea Macri, si è riportata poi in vantaggio però la squadra di casa con la doppietta di Aquino. Ora però attendiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione che potrebbe essere molto interessante. Sul pallone Macri, Pauliello, Lavagnini e Rossini, anche lui ha dimostrato di avere un'ottima conclusione dalla distanza. Vediamo chi sarà però a calciare verso la porta. Ci sembra scontato un tiro verso la porta difesa da Galassi, poiché non entra quasi nessuno in area di rigore se non Seferi e Conti al limite. Sarà probabilmente Lavagnini a toccarla per Rossini. E così va Rossini con il destro, pallone che impatta sulla barriera del Cottini e allora rimessa con le mani. Si fa vedere Seferi, viene servito, stop di petto, spalle alla porta, riesce ad andare in sponda verso Lavagnini. La conclusione del numero 9 è però sporcata, la fa sua Galassi senza troppi problemi. Quindi D'Ambrosio scambia con Abbondanza, Anselmi, servito ora Urbani. Buona la giocata del numero 90, ancora Urbani che riesce a filtrare anche oltre la mediana, va a servire Gonnella, dentro, allontana Pauliello, prova a controllare Rossini, va a terra Anselmi, fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Non contento qui Klaus Seferi, capitano della Roma, quindi Urbani, Anselmi, D'Ambrosio, ancora Anselmi, alza la testa il numero 44, va a servire Della Ciana, poteva essere buona l'idea, non si era però inserito D'Ambrosio sulla destra e quindi semplice rimessa laterale per la Roma. A battere va Andrea Cortese, in avanti per Lavagnini, quindi Seferi. C'è stato un fischio del direttore di gara, vediamo se verrà ripetuto il fallo laterale, anzi no, calcio di punizione, battuto subito da Cortese, quindi Pauliello, Macri, alza la testa il numero 10, c'è Seferi, si fa vedere, fa tutto da solo invece Macri, poi deve però appoggiarsi su Lavagnini che prova il cambio di gioco, buono il controllo proprio di Klaus Seferi che prova ad andare sul destro, arriva fino in fondo, serve poi Rossini, buone le finte del numero 16 che va alla conclusione, la respinta di Galassi, poi il tap-in vincente di Klaus Seferi, la pareggia ancora la Roma, è 2-2. Partita per nulla scontata, per due volte si è portata in avanti il Cottini, per due volte ha risposto
la Roma, prima con Andrea Macri, ora con Klaus Seferi, il condottiero dei giallorossi. Il risultato parziale quindi ora è di 2-2. Allora Anselmi prova a costruire ancora il Cottini, il pallone giocato per Gonnella, lasciato un po' da solo tra le linee, sfera che arriva a Della Ciana sulla destra, prova a districarsi il numero 6, lo ferma Cortese, allontana Pauliello verso Rossini, in anticipo però Anselmi che va a servire proprio il numero 16, poi gliela sfila però Anselmi, fischio del direttore di gara, c'è anche forse fallo da parte di Rossini, pronto a battere subito D'Ambrosio, cambio di gioco su Urbani che chiedeva palla, quindi Abbondanza che chiede più calma ai suoi compagni, più azioni ragionate, quindi Gonnella, Anselmi, lungo il numero 44, ottimo il controllo di Aquino che poi però scopre il pallone, ne approfitta Pauliello, quindi Conti, ancora Opara ad allargare per il numero 2, sale ancora Conti, lo contrasta Aquino, rimessa con le mani per la Roma, battuto subito all'indietro per Pauliello, quindi Opara, ancora Pauliello, di nuovo Opara che torna dal numero 6, dentro per Andrea Macri, buono il controllo direzionato del numero 10, sbaglia però Rossini la sponda, quindi Abbondanza, Urbani, ancora Abbondanza, chiede palla al numero 90, viene servito, lascia sfilare il pallone Urbani, poi si lancia sulla fascia, lo ferma Conti, subito battuto con le mani il pallone per Aquino, buona la sponda per la conclusione di Della Ciana che va vicina al 3-2, nulla da fare però per il Cottini, quindi Cortese, porta palla al numero 5, la gioca per Macri, quindi Seferi, anticipato da Gonnella, Abbondanza, porta palla al numero 9, allarga poi per D'Ambrosio, ancora D'Ambrosio che va da Della Ciana di ritorno per il numero 63, qui Aquino ha provato a coordinarsi, può partire la ripartenza della Roma, Macri, la palla per Lavagnini, allontana tutto Aquino, quindi Cortese, verso Rossini che va giù, secondo il direttore di gara non è stato toccato da Urbani, quindi D'Ambrosio, Abbondanza, Urbani, Gonnella anticipa tutto Conti, quindi ancora Urbani, all'indietro per Anselmi, porta palla il numero 44, poi D'Ambrosio, quindi Abbondanza, solo Gonnella, va invece in solitaria Abbondanza, qui Aquino sbaglia ancora una volta il controllo, recupera Abbondanza, ma è fallo laterale per i giallorossi, pronto a battere Conti, ora si sono un pochino abbassati i ritmi, meno occasioni in questo momento della partita, hanno speso tanto allo start del match le due compagini che ora provano forse un po' a riprendere fiato, qui Cortesi, cambio di gioco per Conti, chiede palla a Seferi, pallone invece alzato verso Rossini che anticipa Anselmi di testa e si guadagna anche calcio di punizione. Sbilanciato secondo il direttore di gara Rossini da Anselmi, sarà quindi calcio di punizione per la Roma quando siamo arrivati oltre il 19esimo di gioco, chiede 4 uomini in barriera Galassi, per ora ci sono Gonnella, Abbondanza e Della Ciana, arriva quindi appunto anche D'Ambrosio, sul pallone ci sono Lavagnini
Pauliello e Andrea Macri, il fischio dell'arbitro, conclusione lasciata al numero 10 che va vicino allo specchio della porta ma non impensierisce Galassi, rimessa dal fondo. Batte subito il numero 1 per Anselmi che porta palla sulla destra, cambia poi gioco verso Urbani, quindi Abbondanza, alza la testa Abbondanza, trova ancora Anselmi, prova ad alzare il ritmo il Cottini, recupera tutto Seferi, attenzione alla ripartenza della Roma, ancora Macri, numero 10 sulla destra, lo ferma Abbondanza regolarmente secondo il direttore di gara, quindi Abbondanza, Aquino è da solo D'Ambrosio, il numero 11 rallenta un po' la manovra, quindi Della Ciana chiede palla dall'altra parte Abbondanza, quindi D'Ambrosio, Gonnella, ancora D'Ambrosio, la tiene in campo il numero 63, anzi no, rimessa con le mani, battuto subito per Della Ciana, sempre D'Ambrosio con il mancino verso il secondo palo, ferma tutto Conti, riparte ancora una volta quindi la Roma con Seferi, sovrapposizione di Conti, vediamo Seferi che va sul mancino al vertice, Murato, rimessa con le mani. Sempre pericolosa la Roma quando riparte, brava ad attendere la manovra del Cottini per poi approfittare del minimo errore, quindi Abbondanza, lungolinea, recupera Seferi che si sta spendendo tanto anche in interdizione, allora Urbani, Abbondanza, Gonnella riesce a controllarla, poi in avanti per Aquino, buona la sponda che imprecisa però, arriva quindi il pallone a Rossini con il sinistro, Anselmi fa da scudo alla propria porta, quindi Gonnella va giù, non c'è nulla, anzi no, calcio di punizione. Pronto a battere Abbondanza, si fa vedere Urbani, dall'altra parte c'è anche Anselmi, sceglie proprio il numero 44, Abbondanza che va alla conclusione, la fa sua senza problemi Opara, quindi Cortese, lungo lancio di Pauliello, Anselmi è vigile e la mette giù, cambia con Abbondanza, ancora il numero 44, di ritorno per il numero 9, chiede palla Urbani, Abbondanza lo invita a salire e ora lo serve sulla sinistra, scambio tra i due, quindi ancora Abbondanza, cambio di gioco sull'inserimento di D'Ambrosio, prova la sponda al numero 63, recupera tutto Lavagnini che va a servire solo per un attimo però Aquino, quindi Pauliello, Cortese, ancora Lavagnini, Conti, si ferma però il gioco, si tocca il muscolo dolorante Lavagnini, verrà probabilmente sostituito, e così quindi fuori Lavagnini, al suo posto entra il numero 11 Rida, quindi Rossini, Seferi, ancora Rossini, prova a destreggiarsi in mezzo a tre maglie rosse, va giù e si guadagna un altro calcio di punizione che ha battuto subito la Roma, non ha permesso però il direttore di gara di continuare, aveva cercato la battuta veloce la Roma, nulla da fare, ha ripetuto questo calcio di punizione. Sul pallone si avvicina anche Rida, oltre a Macri e a Pauliello. Vediamo chi sarà dei tre a cercare la battuta diretta in porta. Rincorsa lunga di Simone Rossini, probabilmente sarà lui ad andare con il destro. È pronto Rossini con il destro, ancora una volta pallone che impatta sulla barriera, quindi pallone rinviato in fallo laterale, battere proprio Rida
che lascia poi a Cortese. Si fa vedere Seferi, viene invece servito Macri. Sponda di petto proprio di ritorno per Cortese. Quindi Pauliello, Cortese, ancora Pauliello. Se la sposta sul mancino, è andato quindi alla conclusione il numero 6. Cortese, ancora Macri. Fa fatica ora ad uscire il Cottini. Servito Seferi sulla destra. Lui che è mancino, va infatti a servire dentro Rossini, ferma tutto però il Cottini, quindi Gonnella a combattere con Rida. Aguino controlla solo per un attimo, pallone che arriva poi a Conti. Pauliello, duplice fischio del direttore di gara, finisce 2-2 questo primo tempo. Pronto per riprendere subito la conclusione di Rossini, respinta da quelli del Cottini, quindi Pauliello, Cortese, Macri, in avanti a cercare proprio Rossini, prova a filtrare il numero 16, lo contiene in qualche modo Anselmi, calcio d'angolo per la Roma, battere Rida, si fa vedere in avvicinamento anche il numero 10 Macri, lui che va a battere. Macri con il mancino dentro, pallone che varca l'area di rigore, alla fine viene allontanato dal Cottini. Quindi Macri, Seferi potrebbe pensare al mancino, le finte del numero 7, alla fine recupera tutto il Cottini, quindi subito lancio per Aquino, lo tiene però Pauliello, quindi Seferi, Macri, Rossini, spalle alla porta, era all'interno dell'area di rigore. Di Rida, entrato Federico Volpi per il Cottini, 2 reti per lui contro lo Steaua. Alla prima giornata di questa Serie A, quindi Cortese, Macri, sponda di Rossini per Seferi anticipato, quindi Abbondanza, ancora Macri, lo ferma Abbondanza, il fischio del direttore di gara. Deve essere una ripartenza pericolosa quella del Cottini. Fortunatamente per i giallorossi è arrivato il fischio dell'arbitro. Qui il mancino ha provato a girarsi su se stesso. Rossini fermato. Gonnella, Aquino, colpo di tacco di Gonnella che arriva però al numero 8 della formazione giallorossa. Alla fine arriva il fischio del direttore di gara. Attimi un po' confusi questi della partita. Dalla distanza il sinistro a scendere di Macri, pericolosissimo. Ora Antonini a gestire il pallone, servito da Ambrosio proprio sotto la nostra postazione. Abbondanza, se la porta sul sinistro Volpi, dentro per il tentativo di tacco di Aquino. Qui forse ha esagerato un po' troppo il numero 11, spreca un'occasione importante il Cottini. Allora Opara, Macri, riesce a girarsi il numero 10, affrontato da Abbondanza che sporca il pallone, quindi D'Ambrosio, di tacco per Anselmi. Siamo dall'altra parte, pallone gestito da Gonnella. Aquino viene incontro. Buona qui la giocata del numero 11. Si ricomincia quindi da Antonini che scambia con Gonnella, chiede palla sulla destra
D'Ambrosio servito, pallone però un po' troppo arretrato, non arriva al numero 63 qui Abbondanza ad anticipare Rida e a mandare la palla in fallo laterale, a battere Cortese con le mani all'indietro per Pauliello. C'è la pressione di Aquino, la fa sua Opara, quindi Pauliello, Cortese, quindi Rida, porta palla al numero 10, ancora Rida con il sinistro, colpisce in piano volto Antonini, può però ripartire Abbondanza. Allora subito Macri a pressare, Gonnella quindi, palla sul mancino, prova a rientrare ancora Gonnella, alla fine pallone che arriva nella terra di nessuno, la fa sua quindi Pauliello. Allora Rida, la sposta sul destro, a servire Macri, arriva da dietro Conti, che allarga per il capitano Seferi, di ritorno per il numero 2, alla fine ferma tutto Abbondanza. Anche lui si è speso tanto nella fase di interdizione per il Cottini, è andato a recuperare tutti quei palloni vacanti per il campo. Allora D'Ambrosio, Volpi di prima per Antonini che è sceso sulla destra, poi a scambiare con D'Ambrosio, ancora Volpi, buono dal limite, a servire sempre Antonini, molto altruista il numero 17, avrebbe potuto anche pensare al tiro da lì. Qui Antonini sbaglia un po' il controllo e se la porta oltre la linea laterale. Allora Cortese, Macri gira molto bene sul posto, va a servire dentro Rossini, anticipato da Anselmi, calcio d'angolo per la Roma, a battere subito Seferi che vuole forse sorprendere il Cottini, deve però aspettare tutti i compagni che salgono in aria. Qui ha provato di prima intenzione con il mancino Pauliello, pallone schiacciato sul terreno che si è allontanato parecchio dallo specchio della porta. Quindi Anselmi, Antonini, chiede palla Abbondanza, viene accontentato, scambiano i due, quindi porta palla Antonini che supera il cerchio centrale, Gonnella sulla sinistra, viene murato, quindi Antonini ancora lungo, prova ad allontanare Conti, pallone che si impenna, ci prova al volo Abbondanza, buona la coordinazione, non impensierisce però Manuel Opara, quindi Conti, Seferi, lascia sul posto Gonnella, ancora il numero 7, ancora Seferi sulla destra, poi però a calciare troppo alto in una via di mezzo tra un cross e un tiro. Abbiamo visto però quando cambia passo il capitano della Roma può diventare veramente micidiale, quindi Aquino. Antonini vede ancora l'inserimento di D'Ambrosio, questa volta lo serve alla perfezione, non è invece perfetto il controllo del numero 63, difficile da lì in corsa riuscire a stopparla al volo. Dall'altra parte Anselmi anticipa Rossini, quindi Gonnella, sempre Antonini, i ritmi si sono nuovamente alzati quando siamo arrivati all'8° minuto di questo secondo tempo. Aquino di prima per Volpi, lascia continuare il direttore di gara, Volpi con il mancino, Opara addirittura la blocca. Quindi ripartenza della Roma, che l'abbiamo detto è sempre micidiale quando si va a lanciare nella metà campo degli avversari. Qui tiro altissimo di Rida, Seferi prova a suonare la carica per i suoi, quindi D'Ambrosio, Antonini, Gonnella di prima per Aquino, ancora il numero 11 a giocarla all'indietro per Volpi, non si sono però intesi i due, qui Abbondanza non toglie il piede, va a toccare Macri, fischio del direttore di gara, calcio di punizione sulla tre quarti della metà campo giallorossa. Pronto a battere Pauliello, che va da Cortese, quindi Rida, ancora Rida, solito movimento a rientrare, e qui Galassi non è per nulla felice, i compagni hanno lasciato troppo spazio al numero 11 che è potuto andare tranquillamente alla conclusione.
va subito quindi a richiamare tutti i suoi. Qui Seferi va a restituire palla al Cottini, quindi subito Antonini che vede un po' fuori dai pali Opara. Pallone di poco alto sopra la traversa. Ottima comunque l'intenzione di Antonini. Qui Macri lasciato solo sulla tre quarti a servire Seferi. Gli riesce complicato qui il controllo, quindi rimessa con le mani, pronto a battere Gonnella all'indietro per Anselmi. Di prima per Antonini, prova ad alzare la pressione da Roma, ma è bravo Antonini. Quindi D'Ambrosio, la sponda di Aquino per Abbondanza, Gonnella, è tutto sulla sinistra a servire Aquino, buono il suo taglio, sbaglia però poi la sponda, quindi Macri può far ripartire la Roma. Subito il pallone per Seferi, attenzione perché ha sbilacciato il Contini, ancora Seferi, fino in fondo Seferi rientra all'interno dell'area di rigore, va a giocarla poi all'indietro dove c'è però solamente D'Ambrosio che di prima va per Abbondanza, quindi contro ripartenza del Cottini che rallenta però troppo la manovra. Allora Antonini può pensare al tiro, stavolta è molto più impreciso il destro del numero 5. Opara può quindi rimettere in gioco il pallone da una rimessa dal fondo, quindi Cortese alza la testa, cambio di gioco verso Seferi, ancora il capitano giallorosso che prova a liberare Rossini, troppo lungo però il suo lancio. Antonini, Abbondanza, si inserisce come al solito D'Ambrosio, dall'altra parte però è libero anche Volpi, non riesce però l'aggancio del numero 17, subito para Seferi che si è abbassato qui per ricevere, allarga per Conti che era andato in sovrapposizione, solo rimessa laterale per la Roma. Siamo però al 12° di questo secondo tempo, le due squadre cercano l'episodio che possa sbloccare nuovamente il match e qui va a terra Seferi, leggermente fuori forse dall'area di rigore, sarà quindi calcio di punizione sul lato corto dell'area. In carica subito della battuta Macri, va quindi posizionarsi in distanza Antonini, chiede due uomini Galassi in barriera, sul pallone Macri e Pauliello. Parlavamo dell'episodio che potesse nuovamente sbloccare il match, questa punizione potrebbe essere un'ottima occasione. Macri per Pauliello con il mancino, buona la potenza, meno la precisione, pallone che si spegne ancora una volta alto. Allora Galassi, D'Ambrosio, si fa vedere Cortese, viene invece servito proprio Galassi con il destro, pallone che si impenna, riesce in fallo laterale, quindi Cortese, Macri. Ottimo il controllo del numero 10 che poi prova a portare palla, serve Rida che si accentra come al solito sul destro, lo segue come un segugio Abbondanza, pallone che arriva poi a Conti, quindi Macri, ancora Abbondanza a dar fastidio, pallone che viene quindi subito liberato verso Cortese che torna da Macri, alle sue spalle sta arrivando Volpi, Macri pensa al sinistro, non c'è stata deviazione, si riprenderà quindi ancora da una rimessa dal fondo. Questi ultimi minuti le occasioni sono arrivate prettamente da conclusioni dalla distanza. Quindi D'Ambrosio, Anselmi, Cortese alza la testa il numero 5, va poi vicino per Gonnella, proprio davanti alla panchina dei giallorossi, ancora Gonnella, pensa al mancino, buono il rasoterra, ancora una volta però l'imprecisione non permette al Cottini di riportarsi in vantaggio. Allora Rida che si lancia sulla sinistra,
deve però ovviamente rientrare sul destro che è il suo piede preferito. Quindi Pauliello che va da Cortese, 15° di gioco, al sinistro a tagliare il campo Cortese. Antonini anticipa di testa ma deve concedere una rimessa con le mani alla Roma. Ora si sono un po' spente le due squadre. Qui Rossini a ricevere, ancora il numero 16, se la sposta sul mancino, lui che però è destro, quindi con l'esterno va poi a servire Rida, ferma tutto D'Ambrosio, rimessa laterale ancora per la Roma, sempre Rida, la mette giù il numero 11, si gira ma scopre il pallone, ne approfitta D'Ambrosio, Cortese intelligentemente la dà all'indietro a Dopara, un pallone non semplicissimo, il numero 1 riesce comunque a rilanciare, qui addirittura prova il controllo di tacco Seferi, Anselmi allontana di testa, quindi abbondanza subito a servire Aquino, anticipato da Conti, si stava forse coordinando per una delle sue rovesciate il numero 11, fortunatamente per i giallorossi era pronto e appostato Conti ad anticiparlo, quindi Seferi, solita scorribanda del numero 7, ancora Seferi che allarga sulla destra il palo e poi il gol. Ha segnato il numero 2 Paolo Conti, tante le sue sovrapposizioni che l'hanno portato a siglare il 3-2 per la prima volta della partita. La Roma è in vantaggio. Adesso sarà importante proprio per i giallorossi mantenerlo questo vantaggio. La settimana scorsa non ci sono riusciti contro la Bacci Football League, dopo un 2-0 iniziale è arrivato addirittura il 3-2 in rimonta della Bacci. Qui subito Aquino a dimostrare che il Cottini non si arrende così facilmente. Allora calcio d'angolo, giocato dentro, allontana Cortese di testa, a batterlo era stato il numero 78 Balzani, ne è entrato per il Cottini. Quindi Antonini prova a fare inserire D'Ambrosio, intelligentemente Cortese anticipa tutto e va a servire Seferi, affrontato da Connella, prova a cambiare passo il capitano, lo tiene bene però il numero 25, allora Seferi prova a traccheggiare, questa volta rientra sul mancino, ferma tutto Balzani, anticipato però Volpi. Manca forse un po' di profondità in questo momento al Cottini, si vanno a sentire le assenze di Pascucci e Gallaccio, quindi Rossini ancora alla conclusione, pallone che si impenna però, quindi Connella, Balzani, per ora premia la diplomazia della Roma che nonostante sia andata 2 volte sotto non ha perso la testa, 2 volte è andata a recuperare. Qui il time out chiamato dalla Roma quando siamo arrivati al 17° minuto e 30 secondi, andiamo anche noi in pausa, tutto pronto per riprendere. Oparà a giocarla per Cortese, chissà cosa avrà detto Ferretti ai suoi in questo time out. Fatto sta che la Roma deve assolutamente mantenere il vantaggio, sarebbe un risultato molto importante, soprattutto in ottica proprio della partita disputata. Erano andati 2 volte sotto i giallorossi, vincere una partita del genere alzerebbe assai il morale dopo la sconfitta della scorsa settimana, soprattutto per come è arrivata la sconfitta della scorsa settimana. Chi invece potrebbe risentirne dal punto di vista del morale di questo risultato è sicuramente il Cottini, che viene già da un 5-1 contro la neopromossa del Tormarancio. Poi alla prossima giornata il Cottini sarà impegnato contro il Cotton Club fuori casa, quindi una partita tutt'altro che semplice quella che aspetta il Cottini. Qui nel frattempo però Macri rientra sul mancino, viene però fermata la sua opportunità di calciare verso la porta, quindi Seferi, servito da Cortese, torna da Pauliello. Ora la Roma si può permettere anche di gestire, di amministrare le energie, mentre il Cottini deve provare ad alzare forse un po' la pressione, perché siamo arrivati al 19° minuto di gioco, 6 alla fine, ricordiamo il parziale di 3-2 per la Roma, deve quindi cercare quantomeno il pareggio il Cottini, che abbiamo detto in queste 3 partite è stato impegnato in tour de force
non semplicissimo, perché Torma Arancio Roma, e poi dopo arriverà il Cotton, già affrontato scusate, in Supercoppa, risultato finale di 4-1 per la squadra di Giuseppucci. Qui Volpi, spalle alla porta, al limite va a servire Aquino, i doppi passi del numero 11 che va poi alla conclusione, che sbatte sul Pauliello, che allontana Gonnella a controllare con una coscia, deve però arretrare il Cottini sulla pressione della Roma, quindi Antonini prova lui adesso a prendere in mano la regia della squadra, va a servire Volpi che prova a girarsi sulla pressione di Pauliello, impresa un po' ardua, quindi Seferi, cavalcata sulla sinistra che viene subito fermata però da Gonnella, sbaglia l'appoggio Aquino, recupera tutto Rossini, fischio del direttore di gara, c'è fallo del numero 16, pronto a battere Balzani che va a servire Antonini, scusate, quindi Aquino, Volpi anticipato ancora una volta da Poliello, questa volta il numero 6 va a commettere fallo in una zona di campo molto pericolosa. Attendiamo adesso gli sviluppi di questo calcio di punizione. Va subito a prendere il pallone Aquino per posizionarlo. Si avvicinano però anche altri tiratori come Antonini e come il numero 18 del Cottini, 78 scusate, Balzani. È pronta la barriera della Roma, siamo al 21esimo di gioco, quindi 4 alla fine più recupero. Si confida dalla panchina nella conclusione di Antonini, vediamo se sarà lui ad andare al tiro. In realtà il numero 5 si allontana, rimangono Abbondanza, D'Ambrosio e Aquino, una rincorsa forse un po' troppo lunga per Abbondanza, il più probabile sembra essere Aquino. Adesso aspettiamo solo il fischio del direttore di gara. 4 in barriera per la Roma. Vediamo se D'Ambrosio toccherà per Aquino o andrà direttamente il numero 11. Lascia D'Ambrosio, va Aquino sulla barriera. Quindi nulla da fare per il Cottini, riparte Seferi che va a lanciare su Rossini, c'è però Anselmi che lascia lì il pallone, arriva Rida che si inserisce in area, lo anticipa Galassi, se l'era un po' allungata il numero 11, quindi subito Antonini, sono molto lunghe adesso le due squadre, può approfittarne il Cottini soprattutto in contropiede con D'Ambrosio che con il mancino va a servire Aquino sull'inserimento che calcia però sull'esterno della rete, pericoloso il Cottini che vede però sfumare l'ennesima occasione e quindi Opara a servire Cortese. 2,5 più recupero alla fine, lancio per Seferi, anticipato da Abbondanza, prova ad arrivarci Aquino, anticipa tutto proprio Cortese, quindi la mette giù Abbondanza, Balzani scende sulla destra D'Ambrosio che va al cross verso il secondo palo, pallone che rimane lì, Opara prova a respingere, alla fine la blocca, intervento importantissimo del numero 1 che può regalare i 3 punti alla Roma. Poi rimane anche a terra il numero 6 Pauliello, ci auguriamo nulla di grave, si è immolato praticamente per proteggere lo specchio della porta. Viene quindi invitato ad entrare in campo il massaggiatore della Roma con ghiaccio spray, vediamo perché rimane a terra Pauliello. Nel frattempo scorre il timer, siamo al 23esimo di gioco e 30 secondi inoltrati, pronto D'Ambrosio a battere questo fallo laterale, non vuole arrendersi il Cottini, almeno fino al triplice fischio del direttore di gara. Dicevamo che l'anno scorso proprio all'andata finì in pareggio tra le due squadre, mentre il ritorno sancì praticamente una rinascita tra virgolette, anche se non
gli piace definirla così al presidente Staibano, del Cottini, che dopo una larga vittoria nei confronti dei giallorossi si sono poi ripresentati al torneo con un altro piglio, sono riusciti a salvarsi senza passare dai play-out. Ora l'arbitro decreta 3 minuti di recupero e poi sarà il triplice fischio. Lontana qui la Roma, ma prova subito a riproporsi il Cottini, sbaglia tutto però Balzani, quindi Rossini potrebbe approfittarne, intelligentemente tiene lì il pallone sulla pressione di Abbondanza, ancora Rossini che alla fine però perde il pallone e va a commettere fallo su Antonini. Continua a scorrere il tempo, D'Ambrosio servito, sale tutto il Cottini, rimane dietro solo Antonini, si fa vedere anche Anselmi in avanti, qui servito Abbondanza, di prima dentro, prova a controllare Volpi, alla fine il pallone viene addomesticato ancora una volta da Opara che va a lanciare per Seferi, buono il controllo del numero 7 che prova a cambiare passo, ancora il capitano, vertice dell'area di rigore, all'indietro per Rossini, pressato da Balzani, va al destro, alto di poco, che rischio per il Cottini. Quindi D'Ambrosio porta palla, il numero 63 ancora D'Ambrosio, supera il cerchio di centrocampo, va poi a servire Aquino, questa volta si fa vedere sulla destra, ancora il numero 11, cambio di gioco lì dove non c'è nessuno, 25 e 45 sul cronometro. Ora il tempo è ovviamente nemico della squadra di casa, la Roma non ha fretta a riprendere ovviamente il gioco, sono tutti in piedi quelli della panchina del Cottini per seguire questo finale. Quindi rimessa laterale lunga, subito Antonini a farla sua, pronto già a lanciarla, infatti è così, pallone lungo verso Anselmi che prova la sponda, sfera che sfila, è stata toccata da un giocatore della Roma, calcio d'angolo chiamato dal direttore di gara tra le proteste della squadra ospite, pronto a battere il numero 44 che lascia poi a D'Ambrosio, sale anche Galassi, ultima occasione forse per il Cottini, è tutto pronto, ma D'Ambrosio verso il centro dell'area di rigore, esce Opara, ancora un intervento importante del numero 1 che permette anche alla Roma di ripartire, il sinistro cercato da Rossini che va fuori dallo specchio della porta, ma non c'è più tempo, triplice fischio del direttore di gara, alla fine la spunta la Roma con un 3-2, sono 6 i punti in classifica per i giallorossi, seconda sconfitta consecutiva invece per il Cottini.